Guarda la croce lassù in argento. C'è scritto SAD. Guarda qua. La croce in argento. Sì. Sì. Secondo rifugio, fatto, fai adesso. Quarto rifugio. Ah, sì. Falla, senza problemi. Con cosa? In salita, il 5,83 si diceva su 3 ore, 3 ore e 30. 3 ore e 30 è qua. Sì? Vuol dire che in discesa, quando ci metti tanto saranno 3 ore, Sì. perché a parte sto ghiaione di merda e il piccolo tratto attrezzato,
non dovrebbe essere grossa difficoltà, è che adesso hai altri 300 metri da fare su. Vabbè. Allora, il livello del colore dell'acqua devi capire. No, infatti, là lassù. Wow. Eh? Figo, sì. Io l'ho fatto. Oh, addosso te lo sei sei tirata addosso. Poteva fare qualsiasi altra strada, ma addosso ti arrivava. Brutto cattivo. Bruttissimo. Allora. Sì, qua il giro se lo sono inventati perché non lo va come sentire. Fai te le foto. Oh, guarda che in teoria si va anche più in su. Sai che mi cerco di evitare la gente nei foto. Sì. Ma come cazzo vai su? Con le punte così. Non faccio fatica. Mi si incendia. Oh, prendiamo che... Schifo. Sì. Ciao. Ciao. È un miraggio. Sono fatte tutte. Sì, mi sa di sì. Perché non l'avevo ancora. È un miraggio, vedete quella cazzo qua. Quell'acqua lì. Eh?
domanda? Cantaria lo dai. Sì. Fa fare la porta. No, sai che? Quindi è sempre percorso pieno di gente. Sì, sì, quelli, Ritorni, no? quelli battuti. Abbiamo creato proprio dentro di noi. Sì, ma quella è colpa mia. Diciamo perché è colpa sua. Ciao. Siamo in un ambiente un po' lunare. Con delle arie, insomma, si sente l'ossigeno che è diverso comunque. Sì, è tanto diverso. Sarà però una gioia. Spiega cosa stiamo vedendo. Siamo in via Camacho. Perché comunque stiamo attraversando la valle di La valle di Camacho. Questa è proprio la valle. Beh, adesso li vedi. Vabbè, sì. Ti ricalci. La valle. Questo è. Beh, scusa. Il cavo dov'è? Ah, tipo qua. E come scendi là? Vabbè, scendi. Ma fai così per forza. Sì, sì, e adesso però non si sa, però, specialisti, esperti
Abbiamo sbagliato. Ah, ecco il cavolo. Abbiamo trovato la Là. attrezzatura. Ok. Allora, ora io metto sul corridoio. Si va decisamente meglio con calma. Era. Scalette. Stop. Ciao. E dopo 4-5 ore siamo ancora sulle facce non c'è. Un'altra A? Dammi una A! Dammi una E! Yeah! Dammi una I! Ai! Vieni in giro con tutti i team. Non mancheranno le emozioni e le canzoni. I brividi. Siamo così. Come complicarsi i giri. Eccoci, esperti. Dai. Perché? Dai, fammi vedere, che sennò non si capisce niente. Fammi vedere. Ok, Perché? Per le forze di lava vai giù, non riesci a risalire quell'erba lì. Ah. Però sì, diciamo che la prenderei più avanti. Tipo, la prenderei. Se la messa da qua, si fa da qua. Da, hai la mano, hai. Aiuto! Ma perché lascio? Ah, beh, sì. No, prima. Questa? Dai. Ciao! Ah, perché adesso i nani come fanno a prendere il cavo così? Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Non problema. Spariamo perché
Si può fare la foto così? No, che non siamo arrivati. No, è una roba. Oia, oia. Bella, dai. Sta in su perché capirai il perché. Guarda, guarda lì. Guarda lì. Arrampicatrice sociale. Questo mi ricorda papà, no? Bene. La parte più difficile è questa, Occhio. No, lì dal tronco. Guarda più avanti, vai avanti. Devi passare. Lì, volevano fermarlo col tronco, ma è caduto lo stesso. Sì. Ma basta salita però. Basta frane quest'estate. Dio frana. Guarda. Cosa c'è? Non passare. Guarda lì. Dai, c'è il cavo. Ciao. Puoi parlare? Siamo sul comodo sentiero 583. Siamo quasi nella macchina. Quale macchina? Quale macchina? Va bene, siamo vicini alla macchina, Siamo a soli 2 ore, 2 ore e mezza dalla macchina. No? Ma c'è ancora 2 ore la macchina che voleva 2 ore, perché 2 ore e mezza arrivare a Gardeccia. Allora, stiamo arrivando al Gardeccia. Aria. Guarda, io ti passo da Gardeccia. Adesso lo vediamo anche, che belle pietre, oh.